capita di arrivare a Portopalo e trovare il mio amico Lucio Tessarin. Però Lucio Tessarin è essere di Servi, praticamente un service audio e luci tra i più famosi in Veneto sicuramente. Hai girato l'Europa, hai amplificato chiunque, da Albano, ultimamente eri a Monte Carlo con i Gypsy King, Irene Grandi di recente. Quindi da dove nasce questa passione tua? Ma quanto tempo hai per rimanere qui? Ma è nata, io ho un fratello musicista, un po' più vecchio di me, e probabilmente mi ha trasmesso lui questa passione, diciamo, per la musica. Iniziai anch'io un po' a suonare, ho fatto un po' il DJ, sai, quelle cose che da giovane un po' si... E da lì poi, devo dire proprio per caso, iniziando a bazzicare un pochettino con i materiali tecnici, un po' di scuola di elettrotecnica, e da lì è partito un po' tutto e mi trovo qua adesso. Fondamentalmente, chi fa service, chi conosce il vostro mondo, sa che l'uomo del service è il primo che arrivare, l'ultimo andare via. Se tutto funziona è merito dell'artista, se c'è qualche problema è colpa del service. Sì, beh, questa è una costante. Ecco, detto questo, come fai dopo tanti anni a essere ancora così entusiasta di questo lavoro, passione di avere sempre attrezzature nuove? Se devi fare questo mestiere, devi fare un po' una scelta, in base a quello che investi ti collochi in una fascia. I service che tu hai dato soddisfazione. Quando hai detto, caspita, so bravo, come diciamo noi di detto. Ma la bravura è anche nel crearsi una squadra, perché da solo il service non lo fai. Vedo anche a volte qualche collega che un po', però da solo non puoi fare questo lavoro, quindi devi un po' organizzare il personale che ti serve, lo devi, diciamo, anche formare nel tuo campo e creare squadra. La cosa più difficile è creare squadra, perché è anche difficile andare d'accordo, perché ci devi convivere dal momento che arrivi al momento che vai via. Pause, pranzi, cene, dormire. Abbiamo, diciamo, lavorato con qualche bell'artista, il quale abbiamo fatto scavato un'amicizia, dici? Sì, adesso anche per esempio con The Colors abbiamo lavorato, abbiamo organizzato tutto, è stato un bel concerto anche quello. L'artista che più ti ha deluso, ma non dal punto di vista musicale, perché... Sì, ci sono degli artisti che, dobbiamo dire la verità, sono da moltissimi anni in questo settore e vedo fare delle cose sul palco che sono quasi a livello di un principiante. Ah sì? E giovani? Perché secondo me i giovani sono preparatissimi. I giovani sono molto più irruenti, arrivano al contrario di quando eravamo giovani noi che ci tremavano le mani, adesso arrivano già preparati di tutto. Tecnicamente io vedo i giovani preparatissimi. Sì. No, ma anche il frontman. È vero? Sono pochi. Beh, lì frontman si nasce. non lo si diventa, sì, si impara tutto quello che vuoi. Vedi molto imitare, molto copiare il frontman. Ma adesso un frontman, ce ne sono un po' lì ad Alejandro Maggi. E con lui abbiamo fatto parecchie serate musicali, quindi questo è un frontman vero. Voglio bene. Però dopo i 10 euro. Quindi vedi che i giovani, ripeto, sono molto più preparati, perché innanzitutto hai tutto a disposizione, anche solo il fatto di avere un YouTube con tutti questi tutorial, hai già una base, dopo che ovvio ci devi mettere del tuo, devi fare un po' di esperienza, un po' di formazione, però e copi il grande artista, vedi, io vedo delle cover band che sono bravi, copiano, però vedi che non è semplice creare un personaggio che sia diverso in questo mondo che ormai si è globalizzato, c'è tutto, fatica a trovare una cosa diversa. Adesso lo lascio stare perché lui deve preparare il sandwich che fra poco io mi sono vestito proprio stasera apposta per te. Grazie, Lucio Tessarin, veramente amico a prescindere, però è un grandissimo professionista e mi fa piacere per poterti anche intervistarlo perché ti è bravo. Avremo altre occasioni. Ciao a tutti.